Buonasera, ben chiatazza, Gnovis. Alvarez copat la femmine Elisabetta Moraro intessium cum desinis di curtisadis per zelosie e parpore de separazione da spo, dopo ve domandata e madone di chiappalis frutis e clamati il 112, Alvarez cirut par dos voltis di chiavassi la vite. All'ecetanca la contata al PM Paolo Castellani, colpevol confess dall'omicidi de femmine, martars di gnò a Codroip. Vue l'oma le comparì davanti dal jeep Maria Rosa Persico, in te udienze di validazione dall'arrest in quasi flagrance, che di lung di che si è rimettut accettant che già riferita al procurador sostitut Claudia Finocchiaro. Il giudice si è riservato la decisione che sarà chiappata con tutte probabilità domani. Un cicloturista austriaco di 71 anni ha perduto la vita queste mattine dopo di un collasso cardiocircolatori. La tragedia è succeduta di lunde ciclabile Alpe Adria e al tece di Lavoret, frazione dal comune di Scluse. Immediata l'allarme lanciata dai compagni di Jessude che ha fatto arrivare sul puesti sanitari e IOMS dal soccorso alpin di Muec, rivazza anche quelli soccorso regionale, gli sprovis di rianimare il ciclista sono stati di band sul puesto anche i carabinieri di Tarvis. Chioc si ferissa e mancui veris di une bottiglie rotte e arrivate de polizie si scaie quintri gli agiens. Moments di agitazione irdissere a Pordenon in via Brusafiera per un fru di disevotains calelati scandescensis. Per riportare la situazione a normalità, i poliziotti hanno avuto di doprà il nebulizzatore al Pavaroncin. Il giovane è stato denunziato per resistenze e è stato proibito di tornare in città per 48 ore. Sinestri sul lavoro che stamattina in tune chiave di Glerie in via Grava ad Arzin. Un camion de Transghiaia si è buttato giù. Il conducente, un uomo di 53 anni di Udin, è restato ferito, ma no in maniera grave. Il fatto è succeduto ai 7. Il miec pesante, al momento di alciare il casson per schiariare in erz, ha perduto il baricentri e si è buttato giù sul flanciamp. Sul puesto sono arrivati gli sguardi dal FUC insieme col personale dal centro di Sevot con ambulancia e li soccorsi. Il camionista in maniere fortunate ha riportato dome qualche contusione. A son pluio mancul 40 le persone schiampate dai paesi di origine per vie di vueris, discriminazioni e persecuzioni, accettati anche persone che fanno domande di asilo in tai comuni dall'ambito territoriale di civiltà per iniziative de Caritas locale. Lo ha comunicato la Caritas diocesane di Udin, attraverso une note annunziando che ai 19 di giugno, giornata mondiale del rifugiato, è in programma in città ducale un avvenimento pubblico sul tema. In queste occasioni, al riferis la Caritas, queste persone addisaranno in maniera pubblica il loro in grazie de comunità furlane che ha accettato. Le persone che hanno domandato asilo sono ospitati in 7 appartamenti, 3 a Cividad, 3 a Buri e 1 a Remanzas. Serate di grandi emozioni al Teatro Gnuf di Udin, durante il concerto organizzato dai 35 anni del Gesteco di Paulet, è diventata occasione per celebrare il saper fare dal Friuli in ambito industriale, sociale, artistico e dal sport. Il gruppo Luci ha pensato a una festa speciale per il compleanno delle proprie aziende primarole. Nuie torte e neanche brindis, ma un spettacolo ispirato agli obiettivi delle aziende 2030 de ONU per il sviluppo sostenibile. Sul palco i Free Voices, con la direzione artistica di Manuela Marussi. Il tema della sostenibilità è stato declinato in quadri musicali in tre dimensioni dal TIMP. L'incas de serade è destinata a Andos di Udin, realtà dal territorio impegnate a supportare le femminis che hanno patito un intervento per tumore al seno. E come spazi alle rubriche Gnovis dal mondo.
Il spazio di Nuovi Stalmondi queste settimane è dedicato dal Duta edizione numero 13 dal corso di perfezionamento valori identitari e imprenditorialità organizzate Università di Udin. Perché stan al corso parteciperanno anche 11 giovani argentins di origini furlane, rivats da diversi fogolars furlan di tutto il paese. Il progetto formativo e scientifico sul ruolo delle lingue italiane e furlane in tes comunità di corregionali in Argentina e sulla ricerca e diversità plurilingale e culturale dal Friuli Vignesi Giulie alle dirette di Raffaella Bombi, glottoliche dal Dipartimento di Studis Humanistics e dal Patrimonio Culturale. Han partecipato alle presentazioni vertice dall'En Friuli in Talmon di là dai professori dell'Università di Udin, Sintigno. O si arrivasse alla 13ª edizione dal progetto, dal corso di perfezionamento valori identitari e imprenditorialità. E come si capisce dal titolo, l'obiettivo è che di permetti ai corsisti, ai 11 partecipanti di Argentina, non solo di formarsi chi all'università, di perfezionare le lingue italiane, di conoscere il furlan, ma soprattutto di entrare in contatto con il mondo imprenditoriale delle nostre regioni, dei nostri territori furlan, con l'obiettivo una volta rientrarsi in Argentina di spendere questi patrimoni che non hanno nei loro paesi di residenza. E sono particolarmente contenta di essere in Udin, perché qui è richiamata in università una giovane che è originaria da Navarons. Sapere che in giro per il mondo la nostra gente è una grande roba e soprattutto che mantiene vive le nostre tradizioni, la nostra cultura, per cui sono particolarmente onorata da essere qui. I Frus sono anche alle quarta e quinta generazione, però senti anche molle. Io penso che le radici sono sempre radici e che un che nasce in un posto lo porta al cuore tutta la sua vita, trasmette tutta l'amore che ha per le sue aree e per le sue zone e a che vengono dopo. E che hanno la curiosità di venire a conoscere e pensi che sia un legame che non può essere rotto mai. A partecipare al corso saranno José Maria Bressan dal Fogolar Centri Furlan Avejaneda, Carla Belén Fellò dal Fogolar di San Francisco di Cordoba, Maria Soledad Gallardo dal Fogolar Furlan di Apóstoles, Maria Paola Scarpin dal Fogolar Furlan di Avejaneda, Giovanna Santi dal Fogolar Furlan di Resistenza, Paola Irene Brollo Garcia dal Fogolar Furlan di Resistenza, Maria Augustina Rizzi dal Fogolar di Colonia Carocia, Cristian Gabriel Nunze dal Fogolar Colonia Carocia, Tamara e Stefania Faccioli del Fogolar Furlan di Avejaneda, Maria Fernanda Moiano Sella dal Fogolar di Colonia Carocia. E alle dut parvuesi tornin a vio di cun Gnovis, lunis di sere. Buone serate, mandi.